Eccoci. Parto. Allora, benvenuti tutti, sono Gabriele Facondo, sono felice di essere qui, di partecipare a questo panel, a questa discussione che attraversa temi e argomenti che poi sono paralleli a quelli trattati dalla trasmissione Siamo Noi, che quotidianamente conduco su TV 2000. Sono particolarmente felice di tornare a rilanciare un progetto che è in effetti una sfida coraggiosa lo spreco degli sprechi, è quello spreco inaccettabile che è lo spreco alimentare, laddove si produce per primo sui campi. E questo per rovesciando, diciamo, anche i canoni, i calibri, gli standard che sono previsti dai regolamenti europei, che sono imposti dalla grande distribuzione, per accompagnare sugli scaffali frutta, verdura, prodotti che sono più grandi, più piccoli, meno perfetti, di fatto così per natura, che è il titolo di questa iniziativa su cui oggi torniamo ad accendere, iniziativa di Natura Sì, i riflettori. Allora, io vorrei subito dare il benvenuto a Fausto Iori, amministratore delegato di Natura Sì, ho visto in una vita sola, ingegnere, agricoltore, imprenditore. Il progetto Così per Natura è un progetto che è partito più o meno in concomitanza l'anno scorso del primo lockdown, dopo una sperimentazione di rivendita interna, di donazioni ad associazioni antibenefici. Abbiamo adesso l'occasione di ripercorrere in qualche modo le finalità, ma anche di tracciare, Iori, un bilancio. Io ricordo che l'anno scorso eravamo, come oggi, alla vigilia della giornata mondiale dell'ambiente. Ci avevi parlato di un obiettivo importante di risparmio, se non do numeri sbagliati, di circa 2.500-3.000 tonnellate di frutta, verdura all'anno. Io voglio chiederti come è andata, come sta andando, che risposta sta ottenendo questo progetto? Grazie Gabriella. Ovviamente dopo un anno esatto, perché abbiamo lanciato dopo una sperimentazione interna il Così per Natura proprio un anno fa. Devo dire che questo progetto sfidante, come dici tu, è stato però voluto sia dai nostri consumatori che dai nostri agricoltori. Alla fine racconto brevemente cosa vuol dire e vi do anche qualche dato di aggiornamento di quest'anno. Allora, il concetto è molto semplice. In natura tutta la verdura e la frutta nasce biodiversa e quindi gran parte di questa frutta e verdura ha un calibro un po' diverso, una dimensione diversa, una forma un po' diversa. Bene, nonostante questo è perfettamente buona, se è sana è perfettamente buona. Quindi noi abbiamo detto, prendiamo tutto quello che la natura crea, che è sana, e lo portiamo in negozio. Facciamo in modo tale che il produttore riesca a portare tutto quello che produce, che è sano, e ricordo che uno studio della FAO dice che circa il 20%, il 21% è sprecato in campo, perché effettivamente lasciando in campo quello che è un po' più piccolo, un po' più storto, si spreca, e in realtà il lavoro dell'uomo, la lavorazione della terra, l'acqua utilizzata, bene, tutte queste cose sono già state utilizzate per quella frutta e quella verdura, quindi noi dobbiamo prenderla, fare in modo tale che questo 21% non rimanga in campo, il produttore riesca effettivamente, l'agricoltore, a produrne di più, e quella produzione maggiore noi la portiamo nel negozio e facciamo in modo tale che sia accessibile con un prezzo di vendita più basso, generalmente dal 30 al 40%, ai nostri consumatori. Bene, questo è Così per Natura. Dopo un anno vi posso raccontare che abbiamo avuto entusiasmo da parte dei consumatori, perché ci credono, perché capiscono quello che ridurre lo spreco alimentare è veramente un elemento importantissimo e fondamentale. Non possiamo fermarci a solo chiacchiere, ma dobbiamo portare e eseguire proprio una politica di riduzione significativa dello spreco. Quindi abbiamo ottenuto, generalmente noi abbiamo dalle 15 referenze, in questo momento abbiamo una quindicina di referenze in Così per Natura nei nostri negozi, che vanno dai cetrioli, ai pomodori, alle zucchine, ai peperoni, con questa forma un po' con i kiwi, belli doppi, ok? Perché la natura li crea doppi, li vogliamo portare doppi, mele, pesche, adesso da pochissimo è arrivato anche la pesca gialla. Bene, quindi un numero di prodotti che ovviamente dipendono dalla stagione, visto che noi seguiamo la stagionalità. Abbiamo mediamente un approccio di riduzione rispetto agli altri ortaggi e l'ortofrutta di circa il 20-30% in meno per i Così per Natura.
Per quanto riguarda quanti prodotti noi riusciamo a proporre, il cliente in particolare vuole e acquista nei nostri negozi, generalmente andiamo da un 5 a un 10% di tutto l'ortofrutta è così per natura. Abbiamo anche dei picchi del 12%, 13% che sono legati a alcuni territori dove la gente è estremamente sensibile. E quindi grande vantaggio, anche il negozio è contento di farlo. Chiaramente all'inizio abbiamo avuto un po' di temi di educazione nei confronti del consumatore, ma il consumatore l'ha accettato, l'ha colto come grande elemento di riduzione dello spreco. Il 20% è tantissimo, è un numero veramente importante, è un quinto. Dall'altra parte, lato agricoltori, abbiamo incominciato a creare anche un po' di cultura, perché l'agricoltore è dal 2000, da circa una quindicina d'anni, orientato in un regolamento che specifica molto bene quali sono i calibri che possono essere venduti nei negozi. Quindi anche su questo abbiamo detto, caro agricoltore, per noi non devi badare a questi elementi, perché noi vogliamo tutto quello che scende dalla pianta, il cosiddetto scendipianta. E quindi in particolare agricoltori medio-piccoli erano già in questa mentalità e quindi sono stati i primi a spingere e a avere sostanzialmente prodotti che poi noi portiamo appunto dal campo direttamente in negozio per i nostri consumatori. Quindi devo dire un anno di successo, non facile perché questo è sfidante, però devo dire soddisfazione. Abbiamo rivisitato le funzionalità, abbiamo capito come questo progetto, non so se mi sentite l'audio, sì, come sta andando, e Giorgio Zampetti, ben arrivato, direttore generale Lega Ambiente. Iori ha fatto riferimento sia al fatto di quanto sia inaccettabile, odioso lo spreco alimentare in un mondo dove 800 milioni di persone letteralmente soffrono la fame, e quindi va prevenuto, va contrastato. Ha anche accennato all'impronta ecologica importante dell'attività agricola, soprattutto per le sue pratiche dominanti. Sappiamo che l'International Panel on Climate Change ha sottolineato più volte quanto questa attività, questo comparto sia paragonabile al settore dei trasporti per emissione di CO2. Abbiamo le stime dell'ISPRA per l'Italia, 30 milioni di tonnellate di CO2 in Italia, sono stime importanti. Allora, io però sono interessata a comprendere e far comprendere ancora una volta rispetto all'anno scorso le ragioni che hanno spinto un'associazione ambientalista come la vostra, che l'anno scorso festeggiava i suoi 40 anni di attività, ad aderire con convinzione, con partecipazione piena ad un progetto di recupero degli scarti alimentari. Zampetti. Ah sì, innanzitutto devo dire che non è la prima volta che con Naturasì ci troviamo insieme, no? A combattere e a lottare su sfide importanti come queste. Di questo ringrazio molto Fausto Iori, ma ringrazio tutta Naturasì, perché sono diversi anni che abbiamo lanciato diverse sfide molto complicate, però al tempo stesso anche molto importanti. Ricordo nel 2018 quando lanciamo la prima sfida sulle retine riutilizzabili per l'ortofrutta, no? Quando in Italia c'è una normativa che vieta l'utilizzo di sporti riutilizzabili per prendere lo sfuso di frutta e verdura nei punti vendita. Invece noi appunto con Naturasì lanciamo questa campagna per dire che quella normativa era assurda. Poi continuammo con i progetti sullo sfuso per ridurre gli imballaggi in plastica, per ridurre l'utilizzo della vendita di bottiglie di plastica nei loro punti vendita. Ecco, quindi sono già diversi anni che anno dopo anno ci troviamo a affrontare sfide nuove. Ecco, adesso forse con questa di Così per Natura la sfida è ancora più importante, perché mette insieme da una parte un diverso concetto di agricoltura, deve essere sempre più presente all'interno dei consumatori, delle persone che fanno acquisto, ovvero quella di non avere prodotti perfetti, di non avere un'agricoltura industriale che risponde quindi a requisiti ben precisi, spesso anche dal punto di vista visivo, di misure o di gradimento, mentre invece l'agricoltura e i prodotti di frutta e verdura l'importante è che siano sani, quindi biologici, che siano buoni, che non utilizzino sostanze chimiche e soprattutto che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Questi sono i 3 requisiti fondamentali che deve avere un prodotto agricolo oggi, che deve essere messo in vendita. E quindi con questa campagna l'obiettivo principale è proprio questo, ovvero far capire che oggi, al di là della loro forma, dell'aspetto di una mela, di una pesca, di un kiwi, come prima ci diceva giustamente Fausto Iori, la cosa importante è come vengono prodotti, e soprattutto la cosa ancora più importante è che non vengono abbandonati nei campi. Perché noi oggi ci troviamo a giocare una sfida molto importante, quella del cambiamento climatico. In questa sfida
è sempre più evidente quanto l'agricoltura sia importante, sia dal punto di vista delle emissioni, perché insomma tra i vari settori emissivi di gas climalteranti, di anidride carbonica, ma anche degli altri gas che contribuiscono all'effetto serra, l'agricoltura è tra i settori più importanti. Questa è una delle cose che stiamo cercando di dire in maniera molto forte, evidente anche rispetto ai piani nazionali, che sull'agricoltura ancora se ne occupano troppo poco per quanto riguarda la sfida climatica, e diciamo che l'altro elemento importante per quanto riguarda il clima è che l'agricoltura oggi è anche vittima del cambiamento climatico. Noi pensiamo alle crisi idriche, alla siccità, piuttosto che alle alluvioni, alle esondazioni, tutto quanto diciamo che sta Ecco, diciamo, grazie. Grazie Zampetti, che insomma ci hai dato un quadro completo. Io vorrei introdurre Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio, che saluto, sono felice di ritrovare anche fuori dalla trasmissione. Maria Grazia, ti faccio una domanda veloce che richiede per il momento, poi andremo insomma, più in profondità, una risposta sintetica, rivolgendomi non solo alla presidente di Federbio, ma rivolgendomi alla fondatrice e titolare di un'azienda che è veramente un'azienda di eccellenza agricola sul territorio aretino. Posso chiederti come si fa in pratica, attraverso quali sistemi, metodi d'agricoltura, pratiche agricole si portano sugli scaffali dei negozi, perché parliamo di negozi, prodotti che si assomigliano per grandezza, per aspetto, cioè vengono utilizzati particolari concimi, fertilizzanti per esempio, si utilizzano sementi di un certo tipo. Questo per capire con te, iniziare a capire qual è poi il prezzo di tutto questo sulla salute, sull'ambiente, sull'agricoltura. No, è chiaro, diciamo, che questo esempio semplice così per natura è efficacissimo dal punto di vista di comprendere come dobbiamo cambiare un modello agricolo, perché è evidente che con la spinta della chimica si possono raggiungere caratteristiche produttive che vanno a discapito da una parte dell'ambiente, anche dei residui che abbiamo sui prodotti, e dall'altra parte, diciamo, si dà valore a quello che in natura poi non ha così tanto valore. Dal punto di vista delle produzioni biologiche, naturalmente, agire, diciamo, nella dimensione intanto dell'uso di prodotti naturali, intanto della tutela del suolo e della biodiversità, intanto di dare spazio alle dinamiche naturali, è evidente che la possibilità anche di avere prodotti fuori dal calibro definito dalla normativa è una cosa che può succedere e che costringe a sprecare una parte di prodotto che invece è nutriente, buono e può essere utilizzato a condizioni di accessibilità nel prezzo, così come l'esempio di Naturastima ha fatto. Quindi, e questo è un punto importante. Anche è un esempio concreto molto efficace che i cittadini possono capire anche la differenza di che cosa vuol dire produrre in armonia con la natura. Ecco, grazie Maria Grazia, che ci hai fatto ricomprendere come in natura di fatto la perfezione non esiste, quei calibri tutti uguali non esistono, insomma sono frutto di un modello che privilegia quantità, standardizzazione. Abbiamo sentito da Iori proprio in apertura quanto questo progetto Così per Natura stia incontrando una buona risposta da parte degli agricoltori, dei consumatori, con una media giornaliera dei prodotti Così per Natura che vengono scelti, che aumenta poi anche, è aumentata in questi mesi. Allora io voglio mostrarvi un breve filmato che dà conto di questa risposta. Penso che sia una cosa molto bella, nel senso che alla fine, anche se la frutta e la verdura non è perfetta, non è lucida, non è fantastica, però basta che è buona. Mano destra c'è una carota standard con un calibro normale, sulla mano sinistra abbiamo le carote Così per Natura. Sono più piccole,
ma da un punto di vista organolettico sono le stesse carote. Questa sarebbe stata sprecata. Oggi invece il progetto Così per Natura ci consente di recuperarla e offrirla ad un prezzo sicuramente più vantaggioso. Il cliente è molto incuriosito da questo progetto, perché è che nell'interlocuzione quotidiana che abbiamo con loro inizia a entrare come dire, nel loro meccanismo quotidiano di acquisto il fatto che si rinuncia all'estetica a vantaggio comunque di un prodotto equivalente e sicuramente più conveniente. Il progetto Natura Sì, Così per Natura nasce per sensibilizzare le persone contro lo spreco alimentare. Prendiamo dai campi prodotti di calibro diversi, sia più grandi sia più piccoli rispetto alla media, ed evitiamo lo spreco sia dal punto di vista alimentare, ma anche lo spreco di risorse, quindi idriche e nei campi, per portare avanti un progetto che offre comunque un'ottima verdura, un'ottima frutta, solo con calibri diversi, quindi kiwi doppi, zucchine più grandi o più piccole, carote baby, sono ottimi prodotti che il cliente sceglie volentieri ad un prezzo molto inferiore, circa il 30% in meno. Questa iniziativa la trovo geniale, a parte per un risparmio economico, e di questi tempi voglio dire non è poco, e poi per evitare gli sprechi, per evitare che tutta sta roba viene buttata altrimenti se non è perfettissima. Quindi trovo un'iniziativa stupenda. Ecco, avete ascoltato, avete sentito un po' qual è la risposta a questo progetto. Sono felice di dare il benvenuto, di introdurre al panel Susanna Cenni, vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera. Ben arrivata, onorevole Cenni, mi permetta di dire che mi fa anche piacere partecipare ad un panel che non forzatamente, ma proprio è nato così, con una presenza di donne molto marcata, donne che sono competenti. Quindi ben arrivata, onorevole Cenni. Grazie allora, a voi. Onorevole Cenni, nei giorni scorsi finalmente è stato approvato al Senato il disegno di legge tanto atteso sul bio, ora dovrà tornare alla Camera, 195 voti favorevoli, 11 astenuti, un solo voto contrario che sta avendo un certo peso specifico, passerà alla Camera e insomma noi speriamo che venga poi tradotto presto in legge e che si abbia sia il rafforzamento, diciamo, della filiera del bio, il famoso marchio del biologico italiano, che nasca un competente tavolo tecnico. Io ecco però volevo chiedere, a portarla verso questa riflessione, se un progetto come questo, Così per Natura, di cui abbiamo compreso le finalità principali, che non è un progetto flash evidentemente, è organico, ha un'idea, un nuovo paradigma di agroeconomia, chiamiamola così, può essere uno spunto, una proposta politica, ma anche uno spunto che orienta la discussione parlamentare, cui attingere, anche per insomma introdurre delle modifiche a questo meccanismo che rende così complesso il recupero della frutta e verdura fuori calibro. Ma sì, assolutamente sì, a me sembra un'iniziativa di grande intelligenza, di grande responsabilità. Va anche detto che ci sono esperienze molto simili in Europa che credo stiano andando molto bene, dalle cose che ho avuto modo di leggere sui social e anche diciamo cercando proprio alcune informazioni mirate. Ricordo che alcuni anni fa in una parte della grande distribuzione francese è partito il progetto della cosiddetta frutta brutta, partito più o meno come Natura Sì ci sta proponendo oggi, e mi sembra che anche i consumatori stiano apprezzando, con la vendita dei prodotti, che poi ha dato vita sostanzialmente a un marchio, quello della frutta brutta, i succhi di frutta, le confetture eccetera, e credo che un altro progetto simile sia partito in Germania con una rete di
diciamo, dei supermercati della grande distribuzione. Io credo che non solo sia un buon progetto che vale la pena di appoggiare e supportare, e personalmente sono disponibile a vedere quello che possiamo fare di utile anche in Parlamento, ma è un'iniziativa che raccoglie la sfida della strategia Farm to Fork. Io vorrei ricordare che quella strategia che ha come obiettivo quella di accompagnare una transizione verso un sistema alimentare più equo, più sano, più rispettoso dell'ambiente, individua fra i propri obiettivi il dimezzamento dello spreco alimentare del 50% entro il 2030. Ora, nel nostro paese noi abbiamo una legge, per fortuna, contro lo spreco alimentare che interviene in alcune parti della filiera. Io credo che questo del mantenimento di una cifra importante dello spreco nei campi, e quindi in quel passaggio dai campi alla vendita nei supermercati, sia un segmento importante in cui intervenire. Quindi considero questa scelta, come dicevo, di grande intelligenza, ed anche perché ci accompagna ad un ragionamento più complessivo che noi dobbiamo abituarci a fare se crediamo nella sfida del Green Deal, e cioè provare a parlare sempre di più di sistemi alimentari sostenibili, quindi di politiche di insieme, non di segmenti, per cui c'è la politica agricola, poi ci sono, diciamo, le politiche che riguardano la rete del commercio e poi le politiche che riguardano i consumatori. Noi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo sistemi alimentari non più sostenibili e che dobbiamo intervenire complessivamente. Quindi penso che questo progetto guarda con intelligenza a questo obiettivo. Mi piace molto questa notazione, la ringrazio onorevole Cenni, e do contestualmente il benvenuto alla vicepresidente Commissione Ambiente alla Camera, Rossella Muroni. Rossella, benvenuta, ci conosciamo, ci siamo conosciuti anche fuori da qui, quindi spero possa continuare a usare il tu. Allora Rossella, è interessante che noi abbiamo ampliato a questo punto il contesto della nostra riflessione all'Europa. Abbiamo parlato del Green Deal che deve rendere sostenibile l'economia europea, delle due strategie, From Farm to Fork, la strategia sulla biodiversità, dove quel principio per cui ambiente, agricoltura, alimentazione e salute sono strettamente correlate è fortemente sottolineato. Io vorrei raccogliere l'ultima riflessione che ci ha posto la Cenni, perché un progetto come questo, che guarda i due versanti, cioè il versante di chi sceglie e deve imparare a farlo non solo con gli occhi, e il versante di chi produce e che così è indotto a non sprecare, è importante, perché si affronta quel discorso sistematico che faceva la Cenni, cioè se noi, Rossella, agiamo semplicemente sui comportamenti individuali, sull'educazione al gusto, che è importantissima, ma non prevediamo a monte un cambiamento sistematico generale, purtroppo lontano non andiamo. Certo, certo Gabriella, no, assolutamente d'accordo. Io devo dire che sono entusiasta di questo progetto, perché è innanzitutto, secondo me, un progetto di liberazione un po' dagli standard che spesso ci vengono imposti e che ci forse anche autoimponiamo. In fondo è un progetto di consapevolezza, no? E di libertà di scelta, e anche, come dire, in questo momento non voglio metterla troppo sul filosofico, però l'idea che c'è un canone estetico che deve guidare la nostra vita riguarda tanti aspetti, no? Riguarda sicuramente diciamo anche il fatto che i bambini crescono, no? Con idee molto precise riguardo agli standard estetici, e mi piace molto che l'alimentazione possa essere uno dei canali con cui noi insegniamo ai nostri figli e alle nostre figlie che, come dire, la bellezza non è, diciamo, tanto in quello che si vede, no? Ma è nel sapore delle cose, e quindi li rendiamo liberi anche, no? Di scegliere nella piena consapevolezza. Questo è un progetto che parla sicuramente anche di questo aspetto, ed è particolarmente importante che sia un progetto che viene portato avanti appunto da un'azienda come Natura Sì con Legambiente. È una collaborazione che va avanti da anni,
quindi mi piace anche sottolineare che è un progetto che nasce proprio dall'unione, no, di due competenze molto forti, un'associazione che mobilita i cittadini e Natura Sì, che naturalmente fa il suo mestiere ma ha sempre contribuito tantissimo alla qualità della nostra alimentazione. Io credo che sia fondamentale far incrociare questi due mondi perché peraltro la grande distribuzione, le imprese, le aziende possono essere anche dei fattori di cambiamento culturale e i cittadini possono e debbono contribuire con i propri acquisti, con la libertà e la consapevolezza dei propri acquisti. In tutto questo a me, a Susanna, diciamo il compito di rappresentare la politica. Ora, insomma, Susanna Cenni si impegna da anni su questi argomenti, io l'ho fatto in altre postazioni, diciamo, prima di diventare deputata, quindi anch'io naturalmente confermo con Susanna la voglia e la possibilità di mettermi a disposizione, magari anche proprio con una mozione o diciamo un documento congiunto tra Commissione Ambiente e Commissione Agricoltura che faccia emergere questa questione e che ci aiuti a normarla, no? In qualche maniera e a portarla all'attenzione di tutti, non solo come politica di educazione alimentare, ma anche come politica positiva dal punto di vista ambientale e di lotta allo spreco alimentare. E quindi siamo a disposizione per allineare la politica a un progetto così bello e anche così importante dal punto di vista sociale. Sentirlo questo, Rossella, siamo molto ben rappresentati. Allora, mentre parliamo, naturalmente noi abbiamo un pubblico che ci sta seguendo, un pubblico che include anche tanti esperti addetti ai lavori, diciamo. E allora io vorrei raccogliere una domanda di un collega, Giorgio Lonardi, che ci chiedeva, e la porgo questa domanda a Fausto Iori, di quantificare lo spreco alimentare che si verifica in Italia. Io, da quel che ricordo, Iori, in base a quel rapporto dell'Observatory on Food and Sustainability, rapporto che viene presentato all'Osservatorio internazionale per ogni anno in occasione della giornata nazionale di prevenzione agli sprechi, la tendenza al risparmio domestico alimentare è sicuramente aumentata. Abbiamo rispetto al 2019 un aumento intorno all'11-78%. Vorrei a questo punto specificare la domanda del collega: a quanto ammontano in Italia gli altri sprechi della filiera, quelli che si producono sul campo, nella distribuzione? Ok, beh, grazie per la domanda. Ovviamente in particolare nell'ultimo periodo, dove il Covid ha portato anche degli effetti collaterali positivi, nel senso una consapevolezza, una coscienza collettiva di quanto sia importante il mangiare bene e quanto sia collegato sostanzialmente alla salute dell'uomo e alla salute della terra, devo dire che il tema dello spreco sta diventando sempre di più un tema importante, sia a livello istituzionale, abbiamo sentito prima Cenni e Muroni, ma anche a livello sostanzialmente delle aziende, quale la nostra, e anche dei consumatori. Quello che credo che il punto fondamentale quando si deve parlare di ridurre dello spreco alimentare è partire dall'inizio, non dalla fine. Perché se noi produciamo già, l'esempio eclatante dei Così per Natura è che questi prodotti che prima si vedeva un video bellissimo dove si vedevano le carotine piccole, dove si vedeva altri prodotti che avevano le zucchine un po' più grandi, un po' più piccole. Questi prodotti sono già prodotti, nel senso la natura l'ha già dati e quindi abbiamo già consumato l'acqua per produrli, la lavorazione da parte dell'agricoltore. Bene, questi prodotti ci sono già, quindi il fatto che vengano lasciati in campo o in ogni caso vengono venduti per trasformazione a prezzi bassissimi è veramente uno spreco. Quindi il primo concetto è: partiamo a upside, dalla catena dall'inizio. Questo 20% di riduzione dello spreco può portare veramente un grandissimo contributo a tutti gli altri. Poi ovviamente all'interno della trasformazione, ma soprattutto nel consumo domestico, dobbiamo fare attenzione e aiutare i nostri consumatori ad accompagnare questo percorso. Un esempio tra tutti: gli sfusi. Alla fine l'ortofrutta non ci si pensa, ma è sfusa. Io ne posso comprare la quantità che voglio. Ma lo sfuso non è solamente ortofrutta. Lo sfuso può essere dalle nocciole alle mandorle, può essere alla pasta, al riso,
al muesli, alla frutta secca, bene, perché non andiamo nella direzione di non sprecare, ovvero comprare solo quello che serve e quindi di decidere la quantità? E non solo non sprecare dal punto di vista alimentare, ma anche non sprecare dal punto di vista del contenitore. Perché non riutilizzare il contenitore? Esattamente come parlava prima Giorgio Zampetti sul contenitore dell'ortofrutta. Quindi il concetto è anche lì grande sensibilità. Lo sfuso è un punto di partenza in cui il consumatore ha sensibilità. Ecco, stiamo comprendendo quanto questo progetto poi ne innesca, ne genera altri che sono tutti collegati. L'approccio qui è integrato. Maria Grazia Mammuccini, l'onorevole Cenni, Susanna Cenni faceva riferimento al contesto europeo, faceva riferimento alle strategie europee che insomma si sono dati l'obiettivo di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi, dei fitofarmaci entro il 2030. Secondo qualcuno insomma è un obiettivo non particolarmente ambizioso, ridurre anche del 25% nello stesso periodo l'impiego di antibiotici negli allevamenti. Io so quanto voi con Federbio siate impegnati su questo fronte, quante battaglie, quante campagne, Cambia la Terra, i pesticidi dentro di noi, con successo. Voglio chiederti, Maria Grazia, poiché appunto il progetto Così per Natura è espressione di questo tipo di agricoltura che noi vorremmo, se in questi mesi di pandemia, stiamo parlando di quasi 2 anni, in questo senso, a tuo giudizio, dal tuo osservatorio, abbiamo capito che la pandemia non è un accidente in senso stretto, si è acquisita rispetto all'impiego della chimica una maggiore sensibilità. Io ricordo che insieme presentammo il rapporto Legambiente Stop Pesticidi del 2017 che vedeva l'Italia ai primi posti, forse al secondo, al terzo per vendita e impiego di queste sostanze. Ma io penso che appunto quello che diceva prima l'onorevole Cenni sia il senso di una fase di cambiamento strategico, perché in realtà la strategia Farm to Fork indica il cambiamento di modello agricolo, perché quegli obiettivi, cioè il 25% di superficie coltivata biologico, il 50% in meno di pesticidi, il 50% in meno di antibiotici, si raggiungono da qui al 2030 se si cambia modello da agricoltura intensiva a agroecologia, perché questa è la sfida di questo momento. Ed è evidente che gli impianti normativi vanno rivisti in funzione di questo, perché tutti gli impianti normativi e regolatori sono disegnati su un modello di agricoltura. Allora, uno di questi dello spreco è l'esempio, perché se da una parte c'è la strategia Farm to Fork che indica che da qui e il 2030 bisogna ridurre del 50% lo spreco alimentare, non è compatibile con regolamenti che consentono sulla questione del calibro di creare all'origine uno spreco. Quindi è evidente che il cambio di modello agricolo deve vedere il cambio di un impianto normativo complessivo. E da questo punto di vista questa fase di pandemia sicuramente ha sviluppato una sensibilità maggiore da parte dei cittadini, perché ormai, diciamo, il senso del collegamento che la salute del pianeta è la stessa faccia della medaglia della salute delle persone è diventata una sensazione abbastanza forte da parte dei cittadini. Devo dire, da questo punto di vista, io lo dico spesso, ma è stata l'affermazione più forte che abbiamo sentito nella pandemia, quella di Papa Francesco in quella grande piazza deserta: pensavamo di rimanere sani in un pianeta malato. Ecco, allora scegliere, di lavorare in armonia con la natura in agricoltura significa ridurre l'uso dei prodotti chimici, questo non c'è il minimo dubbio. I cittadini questa sensibilità mi sembra che la stanno sviluppando, perché i consumi di biologico sono aumentati anche durante la pandemia. Ecco, quindi è il segno di avere esigenza di riconnettersi con la natura. Bisogna far sì che le norme vadano in questa direzione, perché i tentativi di tornare indietro
sono enormi e sono sotto gli occhi di tutti noi. Questi rischi non vogliamo correre, vogliamo vedere il disegno di legge tradotto in una legge quanto prima, perché la stiamo aspettando da troppo tempo. Poi sui cambiamenti normativi vorrò risentire Fausto Iori, ma adesso mi rivolgo a Giorgio Zampetti, direttore Lega Ambiente, perché ricordavamo, insomma, questo argomento l'abbiamo sfiorato anche con te prima in apertura, però ci voglio tornare a sottolinearlo, perché voi da 40 anni siete sentinelle sull'ambiente. Noi abbiamo un territorio in Italia che forse è ai primi, se non al primo posto nel continente europeo per varietà di piante, per specie animale, ed è una ricchezza che si va impoverendo ogni anno che passa, e questo è anche correlato a un modo di produrre, ad un paradigma di agricoltura che ha sempre puntato sulla quantità e sulla standardizzazione dei prodotti. Zampetti. Sì, questo è sicuramente un elemento che è diciamo, in aperta contraddizione, nel senso che noi abbiamo sempre avuto le nostre produzioni agricole di qualità, sono sempre state quelle che hanno rispettato questa grande diversità che c'è dal punto di vista naturale che c'è in Italia, no? Per cui diciamo le produzioni hanno rispettato il contesto naturale di biodiversità in cui operavano e che hanno prodotto seguendo quelli che sono gli schemi naturali. Allora, questi sono diventate poi nel tempo e negli anni produzioni di eccellenza a livello mondiale, mentre invece laddove c'è stata una rincorsa, una voglia di produrre secondo modelli di altro tipo, quindi magari con l'agricoltura intensiva, con la chimica, con la standardizzazione, spesso senza curarsi anche dell'ambiente intorno, non si è avuto poi invece quell'eccellenza di produzione che invece si è avuto appunto con le altre produzioni. Questo elemento qui, che fino ad oggi è sempre stato abbastanza ai margini anche la discussione sia economica che politica per quanto riguarda l'agricoltura, invece adesso finalmente sta diventando sempre più come dire, chiara sia ai decisori politici ma anche alle persone, per cui oggi no, si diceva prima anche dell'aumento del consumo del biologico durante quest'ultima pandemia, diciamo oggi lo stesso consumatore, le persone stesse sono sempre più portate ad acquistare prodotti di qualità e che raccontino una storia, una filiera sostenibile, quindi non più soltanto ci si ferma al prodotto finale o a quello confezionato che troviamo sugli scaffali, ma ci si ferma e si approfondisce e si cerca di capire anche la storia di quel prodotto, da dove viene, dove è stato prodotto, con quali contesti ambientali, quale storia, e tutti questi valori vengono messi insieme nella valutazione finale. Diciamo grazie Zampetti, perché veramente questo tipo di agricoltura ha un più davanti, rispetto dell'ambiente, rispetto anche dei diritti del lavoro, adesso anche a questo arriveremo, ma io resto sul tema della biodiversità e mi rivolgo all'onorevole Muroni, perché non è un caso che noi oggi questa riflessione la facciamo il 4 giugno, quindi alla vigilia della giornata mondiale dell'ambiente. Quest'anno il titolo è ripristinare gli ecosistemi, quindi è diciamo un obiettivo fondamentale, significa non dobbiamo tornare indietro. Noi primi anni 60 faceva scalpore il libro della Carson che raccontava la scomparsa degli uccelli sui campi a causa dell'impiego della chimica. Noi oggi, alla vigilia della giornata mondiale dell'ambiente, ma l'abbiamo fatto anche qualche settimana fa in occasione della giornata mondiale della biodiversità, lanciamo un nuovo allarme che è quello legato alla scomparsa delle api. Questi magnifici insetti impollinatori da cui dipende di fatto, diciamolo senza esagerare, la vita come la conosciamo in questa nostra casa comune. Assolutamente sì, peraltro diciamo quest'anno è particolarmente significativo questo tema del ripristino degli ecosistemi. Noi abbiamo imparato con il Covid quanto sia pericoloso il salto di specie dei virus e quanto la perdita di biodiversità favorisce il salto di specie. Eppure siamo passati anche attraverso alcuni mesi di negazionismo totale, no? Chi osava mettere in correlazione il Covid con la questione ambientale veniva tacciato insomma di essere il solito allarmista e di ricondurre tutta la questione ambientale
Invece noi sappiamo ormai evidentemente che c'è un tema di equilibrio dell'ecosistema su questo pianeta, di squilibrio totale a favore degli esseri umani che si ritengono gli unici depositari, no, del diritto di essere al mondo, e invece, come ci ricordava il dato, diciamo, le osservazioni che tu facevi sulle api, ecco, in realtà la nostra possibilità di stare al mondo e di nutrirci è dovuta soprattutto a questo straordinario insetto impollinatore, al quale in realtà stiamo rendendo la vita molto molto difficile per innanzitutto la chimica che utilizziamo in agricoltura, e questo vale per per tantissime sostanze che ancora riguardano l'agricoltura in tutto il mondo. Ecco, questo ripristino degli ecosistemi, degli equilibri naturali, questo nuovo patto di convivenza che noi dovremmo fare tra uomo e natura non è qualcosa di filosofico, guardate, è qualcosa di molto concreto che riguarda la possibilità di continuare a vivere nel benessere, ma soprattutto di estendere questo benessere anche nelle altre parti del mondo e non tenerlo tutto in Occidente. Grazie Rossella, più chiara di così non potevi essere. Onorevole Cenni, 2 anni fa ho avuto la possibilità di visitare un'azienda biodinamica peraltro che è molto conosciuta, diciamo La Collina in provincia di Reggio Emilia, che mi ha dato molto da riflettere, mi ha molto colpita in questi anni, e non solo per la qualità dei prodotti, ma anche sotto il profilo estetico del paesaggio. Lì ho visto un paesaggio tutto diverso dalle aziende agricole limitrofe, per esempio. Ho visto la presenza di tanti alberi diversi, insomma abbiamo tutti in mente la monotonia della padana con quegli appezzamenti tutti uguali. Sappiamo quanto la perdita di alberi si traduca in erosione e quindi perdita di fertilità, e quel circolo vizioso, impiego di fertilizzanti chimici. Quindi credo che sia importante evidenziare, e lo facciamo in occasione della presentazione di Così per Natura, perché questo progetto è proprio espressione di questo modello di agricoltura, che un'agricoltura rispettosa della biodiversità in un paese come il nostro è garanzia anche di tutela del paesaggio, un paesaggio unico al mondo. Assolutamente sì, noi viviamo in un poi parla con una toscana che credo diciamo vede e tocca con mano quotidianamente cosa l'agricoltura e gli agricoltori sono stati capaci di plasmare, però come le dicevo prima, cioè dobbiamo avere proprio la capacità di tenere tutto assieme, quindi di comunicare. Io credo che questo progetto lo faccia, che c'è un legame inscindibile anche fra la scelta dei nostri prodotti, la qualità dei nostri prodotti, l'agricoltore, il mantenimento del suolo. Non a caso la legge sulla biodiversità parla di agricoltore custode, quindi quella persona, quell'uomo, quella donna che si prendono a cuore e riproducono varietà vegetali o razze animali. Fra l'altro è anche interessante citare che proprio in un momento drammatico come questo, dove stiamo cercando tutti quanti di unire le nostre forze per far ripartire questo paese, quanta attenzione ci sia stato a un pensiero appunto femminile, quello dell'economia della cura, quindi della capacità di aver cura delle persone, del paesaggio, della terra, proprio come filosofia per far ripartire un paese intero, e quindi cercando, diciamo, anche di modificare qualche fondamentale dei modelli di sviluppo. Lei prima parlava di un'azienda biodinamica, sappiamo che c'è una discussione aperta in questo nostro paese, però io spero davvero che in tempi brevi noi possiamo approvare in via definitiva la legge sull'agricoltura biologica. Lo dico anche perché in parte è legato ai temi di cui noi stiamo discutendo questa mattina, ma anche perché se noi in questo paese avessimo un sistema monocamerale, questa legge sarebbe già legge dello Stato da almeno una legislatura, perché questo testo era già stato approvato alla Camera anche nella scorsa legislatura, e io credo che ci sia bisogno di una norma chiara anche per raccogliere pienamente le sfide della strategia europea che guardano all'obiettivo del Green Deal. Questa legge interviene per aiutare l'agricoltura, per aiutare gli agricoltori e anche per diciamo, dare alcuni messaggi positivi, io credo, alle politiche complessive che riguardano il cibo.
Ecco, senza dubbio, mi sembra fondamentale. Iori, stiamo attraversando tanti aspetti diversi e correlati di un nuovo modello di agroeconomia, quella che vorremmo, ed è la strada, forse l'unica strada che ci resta da percorrere, quindi prima ci arriviamo e meglio è. Io vorrei evidenziare anche un altro aspetto che è tra le ragioni che hanno ispirato un progetto come Così per Natura, che anche poi sta molto a cuore ad aziende che hanno una lunga storia di rispetto dei valori come Natura Sì, ed è quella dell'attenzione ai diritti di chi lavora la terra, l'attenzione al tema della ripartizione del valore aggiunto tra i diversi attori della filiera, ricordando che quella perdita, no? Tu dicevi a monte, noi dobbiamo guardare all'inizio, quella perdita non è solo, come voi sottolineate spesso, un danno all'economia, ma è anche una perdita economica, perché lo scarto, in virtù dello scarto c'è una diminuzione di reddito per l'agricoltore, c'è sull'altro versante, quello apparentemente opposto, un aumento del prezzo al consumo. Iori. Mute. Grazie per la domanda, Gabriella. Il tema dell'economia, della sana economia lungo tutta la catena del valore che parte dal seme e arriva fino al nostro consumatore è un tema molto importante. Devo dire che il Così per Natura, dietro di sé, oltre che avere quello che abbiamo appena detto, ha anche un concetto di un'economia sana. Se io riesco effettivamente a far produrre di più all'agricoltore, riesco a remunerare meglio l'agricoltore, perché ricordo che l'agricoltore, in particolare l'agricoltore che ama la propria terra e quindi è un agricoltore biologico, molto spesso ancora di più è biodinamico, lavora di più, perché oltre che produrre il singolo prodotto pensa alla fertilità della terra e pensa anche alla bellezza, ne parlavamo prima anche dell'ecosistema, e quindi un rispetto della terra e anche un rispetto di chi lavora la terra, quindi dal punto di vista anche del lavoro. Noi ci stiamo impegnando in maniera significativa in un ambito molto complicato, molto complesso, della giusta remunerazione, ma sicuramente dobbiamo partire dal rispetto della terra e dal rispetto dell'uomo, anche dell'etica, e quindi anche dei lavoratori. Io ricordo sempre che noi dovremo fare in modo tale che tutte le nostre aziende, noi come Econatura Sì ci stiamo impegnando da 30 anni a farlo, siano veramente dei modelli di rispetto ambientale, di rispetto sostanzialmente sociale e di rispetto anche economico. Quindi quando uno mi dice ma il biologico, il biodinamico costa di più, sì che costa di più, perché c'è più uomo dentro, c'è più impegno per l'uomo e per la terra, e quindi questo è corretto che venga sostanzialmente remunerato. Il Così per Natura ha un grande vantaggio. Se l'agricoltore che lavora in ottica biologica e biodinamica produce di più perché non spreca, ha un vantaggio. Alla fine, invece che vendere 100, proporre 100 a noi, propone 120, perché non lo lascia in campo. E questo vuol dire che è una giusta remunerazione. Chiaramente il fatto che produci di più c'è un'economia di scala, e se noi riusciamo a mettere insieme tutto questo vuol dire anche un prezzo di accesso inferiore al consumatore. Quindi non c'è dubbio, e questo è il più che mettiamo davanti a questo paradigma, questo modello di agricoltura, ai prodotti che ne risultano. Io do il benvenuto al sottosegretario alle politiche agricole, ambientali e forestali Francesco Battistoni, che nel frattempo ci ha raggiunti. Ben arrivato, sottosegretario Battistoni. Un minuto. Eccoci, mentre si collega, tanto credo ci possa già sentire, Iori, noi abbiamo riattraversato il progetto Così per Natura in tutte le sue finalità, le sue ragioni. Poi tutto questo si traduce anche nell'esigenza di grande concretezza, all'insegna di una grande concretezza di cambiamento di norme che consentano di portare sugli scaffali quei prodotti che in natura esistono, perché non c'è perfezione in natura, più grandi, più piccoli, meno belli, che adesso andrebbero sprecati. Questo è il giusto momento, Gabriella, dopo un anno di lavoro in cui si è dimostrato chiarissimamente che l'agricoltura apprezza questo tipo di approccio perché produce di più e evita lo spreco, e il consumatore lo apprezza perché compra i Così per Natura. Adesso dobbiamo focalizzarci sull'aspetto normativo. C'è un regolamento europeo che ha più di 10 anni che dichiara in maniera precisa quello che viene chiamato le norme di commercializzazione specifica, e quindi definisce in maniera chiara, univoca, in maniera deterministica
dimensioni, calibri, lunghezza. Faccio l'esempio del kiwi che mi piace, avete visto prima un'immagine bellissima in cui si vedeva questo kiwi doppio a forma di cuore. Bene, questo kiwi non può essere venduto dal punto di vista della norma di commercializzazione specifica. Quindi perché non riusciamo a fare in modo tale che questa norma, che ha anche delle esenzioni, ad esempio ci sono delle deroghe in cui un agricoltore può vendere nella propria azienda, quindi nel proprio spazio aziendale, indipendentemente dalla norma sui calibri. Può vendere quello che la natura produce. E addirittura questo agricoltore può vendere quei prodotti, i così per natura, li può vendere anche nei mercati regionali, nei mercati locali. Ma perché non li possiamo vendere nei negozi? Perché non ci impegniamo tutti a fare in modo tale che questa normativa, che è una normativa europea, è un regolamento europeo, però abbiamo la possibilità a livello italiano di ottenere delle esenzioni, delle deroghe specifiche e fare in modo tale che i prodotti biologici e biodinamici, così per natura, si possano vendere nei negozi. Questo è quello che noi chiediamo, e chiediamo un contributo e una voglia e un supporto anche da parte della politica per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo dimostrato in un anno che funziona. Funziona per l'agricoltore, funziona per il cittadino. Adesso la norma deve aiutarci a fare un salto, poterlo fare in maniera libera, in maniera su tutte le produzioni, su tutti i Grazie. Allora, sottosegretario Battistoni, lo abbiamo, ben compreso che in questo momento proporre ai consumatori, portare sugli scaffali dei negozi dei prodotti che sono fuori canone, fuori calibro, è un atto, mi perdoni l'espressione un po' forte, un gesto quasi fuori legge, perché ci sono regolamenti europei che non lo consentirebbero. Allora io voglio chiederle se un progetto così articolato come questo, così per natura, può essere un progetto che consente agli agricoltori di recuperare la frutta e la verdura meno perfetta, che adesso è abbandonata spesso sui campi, può essere accolto come una proposta politica, una proposta che indica una chiara direzione a tutto un comparto, a tutto un settore. Sottosegretario. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Saluto tutti i correlatori di questo interessante appuntamento. Ma la domanda è difficile e allo stesso tempo semplice. Noi veniamo da poco dall'approvazione della legge in Senato sul biologico e sapete bene che proprio i prodotti biologici sono proprio diversi, sono diciamo più brutti rispetto allo standard, ma non vale l'equazione brutto meno buono, bello più buono, perché potremmo fare anche tanti altri esempi, tipo quello della mela di Biancaneve. Quindi per me è una battaglia da fare e da portare avanti anche alla luce dei dati che noi abbiamo proprio in un settore così interessante come quello del biologico. Naturalmente credo che questo progetto poi magari, ecco, quando avremo tutti i dati, potrebbe essere l'inizio e l'occasione per intraprendere un approccio culturale e legislativo diverso nei confronti di questo tipo di prodotto. Io sono della partita. Ho detto anche alla luce del nuovo piano sul biologico di verificare e fare proprio un tavolo nazionale. Presumo che questa tematica possa essere all'ordine del giorno del tavolo anche per tradurre, sempre poi facendo capire anche questo cambiamento culturale, di approccio culturale a certi tipi di prodotti, e fare anche la nostra battaglia in Europa, ma sono convinto che possiamo trovare importanti alleati. Segretario, allora io vorrei sentire Iori, se a questo punto siamo sufficientemente rassicurati, perché insomma abbiamo un impegno ad andare in questa direzione. Brevemente vorrei sentire Iori e poi anche Maria Grazia Mammuccini al riguardo, perché insomma abbiamo ricevuto un endorsement forte al disegno di legge che speriamo veramente di vedere convertito in legge ora che ritorna, completa il suo iter parlamentare alla Camera. Allora Iori. Ringrazio molto l'onorevole Battistoni per la disponibilità.
Io sono convinto che abbiamo centinaia di aziende agricole, biologiche e biodinamiche che sono disponibili. Abbiamo migliaia, decine di migliaia di clienti che sono già disponibili e dopo un anno di lavoro possiamo portare fatti, ok? Non intenzioni, non chiacchiere, fatti. Abbiamo fiatti, abbiamo, dicevo prima, 15 referenze così per natura nei nostri negozi e funzionano. Abbiamo 300 aziende agricole che ci danno una mano, li producono e ne vedono un vantaggio, e abbiamo consumatori che percepiscono la riduzione dello spreco e percepiscono anche una riduzione del prezzo di acquisto. Quindi devo dire proprio un vantaggio complessivo per tutto il sistema. Oltre ovviamente a rispondere alla strategia Farm to Fork, Fact to Form, dall'azienda al consumatore, dove effettivamente la riduzione dello spreco è fondamentale. Dobbiamo grazie. Maria Grazia. No, noi siamo come Federbio, ringraziamo Naturasì per questa iniziativa, e le parole delle parlamentari e del sottosegretario Battistoni ci danno un orizzonte positivo, per fortuna, perché in questi giorni siamo un po' provati dalla pressione che c'è su cose che poi non hanno di fatto fondamento. È importante proseguire in questo percorso perché veramente c'è un'opportunità per la nostra agricoltura attraverso il bio. Cambiare le cose anche con esempi concreti e semplici come questo, appunto, di Così per Natura, sono passi che per quanto ci riguarda, se l'obiettivo del sottosegretario è portarlo all'ordine del giorno del tavolo del biologico, di cui fa parte anche Federbio, noi saremo a fianco di questa proposta per sostenerla, perché attraverso questi esempi che poi si cambiano complessivamente le cose, perché i valori sono quelli che diceva prima Iori, cioè c'è un fatto di spreco alimentare, ma c'è un fatto anche di maggior reddito per gli agricoltori, perché se si deve lasciare nel campo il 20% del prodotto, anche questo è un piccolo contributo per ridurre il prezzo ai cittadini, però senza intaccare il reddito degli agricoltori, che è altrettanto importante per mantenere un territorio bello come il nostro, insomma. Ecco, sottosegretario Battistoni, ha sentito, c'è una santa alleanza, chiamiamola così, che comprende chi produce, chi lo fa da anni con un rispetto per i valori, chi vende, chi consuma, le associazioni ambientaliste sul territorio. Insomma, la strada è tracciata, adesso occorre percorrerla e non sprecare la possibilità che finalmente il disegno di legge diventi una legge. Sì, ma sicuramente sì. Innanzitutto noi abbiamo dato già con il governo Draghi una spinta decisiva. Abbiamo portato la legge in aula nonostante qualche polemica. Comunque sia, ci sono stati 195 voti a favore e un contrario e un astenuto. Quindi mi sembra che l'orientamento del Parlamento sia molto ben identificato. Abbiamo quest'ultimo passaggio formale alla Camera e credo che questo potrà essere uno strumento utile anche per quello che è l'argomento di oggi. Poi ridurre lo spreco alimentare va nella direzione auspicabile che tutti stiamo dicendo in questo ultimo periodo, perché cioè, non solo non sprecare significa anche maggior reddito per i produttori, ma credo che in questo momento particolare di difficoltà assuma anche un valore morale notevole. Quindi presumo che ci sono tutte le condizioni. Anche quando ho fatto l'incontro con Federbio e la Presidente Ramuccini abbiamo ribadito questi concetti. È mia intenzione, appena il secondo passaggio della legge, istituire questo tavolo, e sono convinto che potremmo affrontare bene questa situazione, anche perché non dobbiamo mai dimenticare che sul biologico come superficie coltivata siamo i primi in Europa. Quindi che quando siamo primi, abbiamo dei primati buoni e di qualità, facciamo bene anche a sbandierarlo in tutte le occasioni. Forse dovremmo essere anche più coraggiosi
nel dire questo e superare magari anche qualche approccio culturale diverso. Allora, Rossella Muroni, so che mentre segui con attenzione e intervieni con altrettanta puntualità a questo panel, insomma, rendi noto con Twitter che sei disponibile a fare in modo che questo, che si pongano, cioè si attuino queste trasformazioni della normativa e che si renda il meccanismo più agevole per gli agricoltori, cioè di poter non sprecare quella frutta, quella verdura, sono quantità considerevoli che non risponde ai canoni che poi in fondo, diciamolo, sono imposti dalla grande distribuzione. Certo, sì, io spero che insomma questa azione sia davvero bipartisan, no? Come si dice, perché riguarda davvero il facilitare la vita degli agricoltori dall'altro e cogliere i messaggi che abbiamo provato a dare stamattina, insomma, mi sembrano davvero messaggi di buonsenso ed è un modo anche scusatemi se io insisto su questo punto, ma siccome sto lavorando tantissimo anche sul tema delle mense scolastiche, dell'alimentazione, della sana alimentazione per i bambini, in un'epoca in cui appunto siamo dilaniati, da una parte un pezzo del mondo soffre la fame, dall'altra i nostri figli hanno sempre più anche problemi di sovrappeso, ecco, io credo che sia importante avvicinare sempre di più i bambini e le bambine al cibo con consapevolezza, sia per quanto riguarda l'aspetto, il sapore, la stagionalità, quindi è anche proprio un progetto, lo ripeto, di educazione alimentare, quello che magari noi adulti abbiamo dimenticato, e riguarda anche proprio gli stili di vita, le abitudini, appunto mangiare frutta e verdura che magari esteticamente non sarà bella, anche se francamente io ho visto delle foto divertentissime in realtà, delle forme che possono assumere gli ortaggi e che andrebbero invece proprio raccontate, anche lì utilizzate per far viaggiare la fantasia dei bambini, a mio parere, e credo che sia fondamentale intervenire su questo punto e che le scuole possano essere un punto di riferimento importante anche per questo progetto. Pensiamoci, perché potrebbe essere una delle cose su cui Natura Sì e Legambiente magari si impegnano insieme nelle scuole. Mi piace molto la tua proposta, Rossella, perché adesso poi abbiamo adottato, diciamo, come simbolo oggi di questo panel il doppio kiwi, perché sicuramente la frutta, la verdura con quell'aspetto tanto diverso è accattivante anche per i più piccoli. Noi naturalmente puntiamo alle nuove generazioni, ricordiamolo che insomma il recovery si chiama Next Generation Europe, quei fondi che ci arrivano insomma hanno molto a che fare con chi è il protagonista già di oggi e lo sarà domani. Susanna Ceni, voglio ricordare brevemente anche la sua onorevole disponibilità dall'inizio a fare in modo che un progetto come questo, veramente di prevenzione dello spreco odioso che è lo spreco alimentare, diventi non l'eccezione coraggiosa di chi sfida le norme, ma la norma. Assolutamente sì, come ricordavo già altri paesi europei si sono mossi con risultati davvero molto interessanti e quindi io credo che possiamo tranquillamente farlo anche noi, anche perché, lo ricordava bene anche Rossella, ecco, io credo che questa sia una di quelle operazioni che contribuisce a fare una cosa molto giusta e molto necessaria, cioè dare valore al cibo. Noi dobbiamo abituarci ad avere sempre presente questo obiettivo, dobbiamo farlo perché stanno accadendo delle cose anche in queste settimane, noi stiamo vedendo sui mercati internazionali speculazioni spaventose che fanno crescere il prezzo di alcuni prodotti alimentari, ma dobbiamo sapere che la remunerazione dell'agricoltore invece non va in questa direzione, quindi abbiamo un problema che riguarda la costruzione della catena e della filiera del valore del cibo, così come ne avete parlato voi precedentemente. C'è un tema che riguarda il valore del lavoro, di coloro che lavorano nella filiera agroalimentare, che purtroppo ancora oggi in alcuni casi sono oggetto di sfruttamento. Quindi quando noi invece recuperiamo il cibo e gli riconosciamo valore, anche quando teoricamente non lo avrebbe in un supermercato o nella filiera della commercializzazione più grande, che è quella della grande distribuzione, noi facciamo una grande operazione di trasparenza e anche un'operazione
democratica, mi consenta di usare questa parola forse non sempre utilizzata così frequentemente. Sono poi contenta delle cose che ha detto il sottosegretario, perché io davvero confido che possiamo approvare presto la legge. Io la ringrazio per la sua sottolineatura, perché qui veramente ci stiamo adoperando per promuovere una nuova cittadinanza ecologica, ambientale, alimentare, vorrei dire, ed è vero che quanto meno riconosciamo valore al cibo, tanto più è facile è sprecarlo. So che il sottosegretario Battistoni deve salutarci, allora noi e che quindi voleva lasciarci forse un ultimo messaggio, no, è già andato, lo ringraziamo comunque di questa sua partecipazione. Io nel frattempo, ecco, permettetemi di fare un po' il mio mestiere, che non è solo quello della moderatrice, ma è anche quella della giornalista, per introdurre un tema che un po' ci fa toccare con mano i rischi che corriamo continuando ad aderire ad un modello di agricoltura che ha già avuto effetti nefasti. È un tema che affronteremo peraltro oggi, tutto si collega, in trasmissione Siamo Noi alle 15:20 su TV 2000, ed è il tema, io qui mi rivolgo adesso a Zampetti, ma vorrei sentire anche la Cenni, perché so che c'è un'interrogazione parlamentare che è stata presentata o sarà presentata. Si tratta dell'inchiesta che arriva da Brescia, l'inchiesta sull'utilizzo nei campi, veramente vengono i brividi, nei campi agricoli di 4 regioni, quindi un'area estesissima, siamo al nord, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, di 150.000 tonnellate di materiali fortemente contaminati, fortemente tossici, che sono stati spacciati per fertilizzanti e che sono invece il risultato della impropria, consapevole trasformazione di fanghi di depurazione. Ora c'è un'inchiesta, ci sono 15 indagati, ci sono 3 aziende sotto sequestro. Giorgio Zampetti, so che voi sarete parte civile come Legambiente al processo, che da tempo chiedete norme adeguate di controllo da parte delle agenzie regionali ambientali, da parte delle autorità di polizia, delle regioni stesse, perché veramente i controlli siano stringenti. Certo, io dico una cosa banale, ecco, forse perfino ingenua, ma l'ingenuità a volte ci fa vedere quello che ci sfugge. Se il modello agricolo non fosse questo, noi non parleremo di fertilizzanti, anzi di sostanze spacciate come tali in questo momento. Diciamo, sicuramente quanto è avvenuto si può anche allacciare ai rischi che corre l'agricoltura quando si separa troppo la filiera, no, da quella che è la produzione fino poi alla tavola del consumatore, quindi quando non si è vicini su tutta quanta la filiera stessa. Quindi diciamo così, è un altro dei rischi grossi che si corre in agricoltura quando c'è un'agricoltura troppo intensiva e che punta troppo alla chimica. Su questa inchiesta noi abbiamo, come Legambiente, abbiamo detto, come giustamente ricordato, che ci costituiremo parte civile, anche perché sono diversi anni che stiamo denunciando un problema normativo forte, che è poi alla base anche di quest'ultima inchiesta, che di fatto, mentre sullo spandimento dei fanghi di depurazione sono una serie di controlli previsti e di norme che prevedono di valutare le sostanze contenute all'interno di questi fanghi prima degli spandimenti, se questi fanghi vengono trasformati in gessi, quindi con un processo chimico abbastanza semplice, a quel punto i gessi possono essere invece utilizzati come fertilizzanti senza essere sottoposti a nessun controllo chimico. E di fatto quello che è avvenuto in questo fenomeno a Brescia di fatto è avvenuto questa cosa qui, per cui noi stiamo chiedendo con forza che a livello normativo grazie Zampetti, molto importante. Grazie Zampetti. Susanna Cenni, ci sarà un'indagine, perché diciamo che questi fertilizzanti spacciati, questi materiali fortemente tossici spacciati come fertilizzanti, sono stati utilizzati su campi dove si produce il mais, dove si allevano gli animali, la cui carne arriva sulle nostre tavole tutti i giorni. Una battuta, perché siamo proprio in conclusione, non c'è solo l'inchiesta ma c'è anche l'interrogazione parlamentare. Sì, c'è un'interrogazione parlamentare che è stata depositata nei giorni scorsi a prima firma Braga e Cenni poi, che appunto chiede conto di questa vicenda e chiede anche che tempi abbia il governo per recepire la direttiva europea che impone appunto anche tutta una serie di controlli, perché come veniva ricordato adesso poi c'è il tema dei controlli su questi fanghi quando possono essere utilizzati. Quindi io credo che sia giusto dare l'allarme. Brescia ha fatto notizia, ma sappiamo che non è l'unico caso e quindi dobbiamo assolutamente vigilare.
Purtroppo no. Ecco, io ci tenevo a evidenziare questo non solo per l'aggancio all'attualità, ma perché ancora una volta abbiamo ribadito quanto ambiente, agricoltura, alimentazione e salute vadano proprio a braccetto, sono strettamente correlate. Vorrei chiudere con Fausto Iori, tornando a Così per Natura, perché tu ci hai detto più volte quanto effettivamente questi prodotti, dalle forme, stiamo vedendo delle forme fantasiose, quanto questi prodotti poi vengano fuori canone proposti anche a prezzi che sono fortemente ribassati al consumatore. Allora, ci hai anche detto quanto è importante che il lavoro sia giustamente retribuito. Allora, siamo una società, siamo un mondo caratterizzato da diseguaglianze marcatissime che sono state rese più evidenti, anche accentuate dal coronavirus, da questa pandemia che ci ha aggrediti. Conosco l'impegno di Natura Sì da quando è nata come una cooperativa Conegliano, Gioele, insomma negli anni '80, guardando al cibo come bene comune, non come un prodotto semplicemente. Allora penso che un po' la sfida sia anche quella di evitare, naturalmente corrispondendo al giusto prezzo, che il cibo poi diventi il bio, il cibo dei ricchi. Come si raccoglie questa sfida? È evidente che non potete farlo da soli. Certo, non lo possiamo fare da soli, Così per Natura è un esempio eclatante. Come si può effettivamente in una maniera semplice abbassare anche il costo di acquisto, perché in ogni caso un prodotto biologico biodinamico è certo, costa di più, questo non c'è dubbio, ok? Perché costa di più proprio perché c'è dietro lavorazioni, c'è dietro una cultura diversa, dietro anche il rispetto della terra e della bellezza, non c'è dubbio. Però reputo che l'approccio al cibo deve essere pensato proprio rispettoso, guardando tutta la filiera, non solamente la bellezza. Anzi, riguardando quelle carote di prima, io credo che il canone estetico dovremo cambiarlo, sarà una nuova bellezza. La bellezza della biodiversità, che ci siamo dimenticati, perché ormai anche tantissime persone non vanno più nei campi. Io spero e ringrazio moltissimo sia Susanna che Rossella di questa intensità e di questa volontà di essere vicini a questo problema e anche di pensare ai ragazzi, ai giovani. Portiamoli nei campi, facciamoli vedere che la bellezza è quella, non è l'uniformità industriale. Grazie Iori. Tra l'altro i giovani in Italia, ancor più che in altri paesi europei, stanno scegliendo consapevolmente, e non perché se non studi vai a lavorare i campi, ma dopo essersi laureati. Sono questi nuovi contadini 4.0 che l'agricoltura la stanno scegliendo consapevolmente. Una direzione come questa credo sia fortemente attrattiva, attraente per loro. Allora io ringrazio Fausto Iori, amministratore delegato di Natura Sì, ringrazio Giorgio Zampetti, direttore generale Lega Ambiente, e le onorevoli Susanna Cenni, vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Rossella Muroni, vicepresidente Commissione Ambiente alla Camera, veramente che ci hanno offerto tanti e naturalmente last but not least ci hanno offerto tanti importanti spunti di riflessione. Naturalmente last but not least veramente ringrazio chi queste battaglie le sta combattendo da tantissimi anni, Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio. Grazie a voi che ci avete seguito. Grazie a tutti. Penso che sia una cosa molto bella, nel senso che alla fine, anche se la frutta e la verdura non è perfetta, non è lucida, non è fantastica, però basta che è buona. Mano destra c'è una carota standard con un calibro normale, sulla mano sinistra abbiamo le carote Così per Natura. Sono più piccole, ma da un punto di vista organolettico sono le stesse carote. Questa sarebbe stata sprecata. Oggi invece il progetto Così per Natura ci consente di recuperarla e offrirla ad un prezzo sicuramente più vantaggioso. Il cliente è molto incuriosito da questo progetto perché nell'interlocuzione quotidiana che abbiamo con loro inizia a entrare come dire, nel loro meccanismo quotidiano di acquisto il fatto che si rinuncia all'estetica a vantaggio comunque di un prodotto equivalente e sicuramente più conveniente. Il progetto Natura Sì, Così per Natura nasce per sensibilizzare le persone contro lo spreco alimentare. Prendiamo dai campi prodotti di calibro diversi, sia più grandi sia più piccoli rispetto alla media, ed evitiamo lo spreco sia
dal punto di vista alimentare, ma anche lo spreco di risorse, quindi idriche e nei campi, per portare avanti un progetto che offre comunque un'ottima verdura, un'ottima frutta, solo con calibri diversi, quindi kiwi doppi, zucchine più grandi o più